È in corso in queste ore nei tendoni allestiti nei pressi del cimitero lo screening totale della popolazione di Castelcucco. Nelle prime ore gli appuntamenti per eseguire i tamponi ai cittadini sono stati abbastanza puntuali e già alle 10:30 erano stati collezionati circa 300 tamponi rapidi su una popolazione totale che conta fino a 2200 abitanti, senza contare i tamponi molecolari, il cui numero è stato tenuto riservato fino a comunicazione ufficiale. I medici dell'ULSS 2, gran parte dei quali in servizio al Cafoncello di Treviso, sembrano muoversi in grande agilità e coordinazione anche sotto la pioggia, che nella giornata di ieri aveva destato qualche preoccupazione. Il clima sotto al tendone è concentrato, ma è possibile sentire anche qualche scambio di battute tra il personale sanitario e i pazienti. Impegnato tra le automobili e la pioggia anche il sindaco Adriano Torresan. Ecco, avevamo la preoccupazione del tempo perché era annunciato una giornata veramente di grossa precipitazione piovosa, però effettivamente questo non ha impedito ai paesani di venire questa mattina. La fila è importante, stanno aggiungendo in massa, la partecipazione è molto soddisfacente fino a questo momento. Speriamo continui in modo da avere un risultato veramente importante per questo screening di tutta la cittadinanza di Castelcucco. I cittadini, raccolti in auto anche in gruppi familiari o a coppie, vengono invitati a spegnere il motore e a consegnare l'etichetta che è stata consegnata nei giorni scorsi a tutti i residenti, ma c'è posto anche per chi a Castelcucco ha soltanto il domicilio o per chi in paese viene a scuola o a lavoro. Per loro, passando sotto un tendone più piccolo, parallelo alla colonna dei veicoli dei residenti, l'etichetta viene stampata all'istante. Sì, ci siamo attrezzati anche per questo motivo, perché riteniamo che chi ha interessi in Castelcucco, quindi non residenti o studenti delle scuole medie residenti in altri comuni che frequentano il paese, hanno la possibilità di farlo, passano prima in un capannone allestito all'inizio della fila, in modo che vengono registrati, gli viene consegnata l'etichetta adesiva per poi proseguire e venire a fare il tampone su questa struttura. E colgo l'occasione per ringraziare il Paese per come sta rispondendo. Lo sforzo che abbiamo fatto è stato importante, grazie a tutti i dipendenti comunali che si sono adoperati per l'organizzazione e soprattutto grazie anche a tutte le associazioni del Paese che in una chiamata in giorni lavorativi hanno sacrificato il loro lavoro per darci un grosso aiuto indispensabile per allestire tutto e preparare per questa giornata, quindi grazie di cuore a chi ha dato una mano e chi sta tuttora dando un aiuto.